Abbiamo incontrato persone che conoscevamo a malapena o anche non conoscevamo e che si sono adoperate per aiutare tantissimo nel buon fine di questo evento, quindi credo che questo sia l'aspetto più straordinario. Persone che noi non conoscevamo e che ci hanno detto candidamente io non conoscevo tuo fratello, non conoscevo te, non conoscevo la struttura, la vostra associazione, ma avete fatto qualcosa di straordinario che mi dà gioia, pace e serenità. È questo il potere della solidarietà unito a una grande sensibilità e i risultati del Ciani Live Aid, della 3 giorni musicale che ha animato il sagrato della chiesa di Zelarino per ricordare Gianluca Ciani Pistolato, il batterista mancato a 44 anni recentemente per un cancro, ne sono la prova. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per riuscire a portare a casa dei risultati di eccellenza. Devo dire che i risultati hanno anche superato le nostre aspettative, tant'è che siamo riusciti ad acquistare tutte le 8 PlayStation per l'Istituto Oncologico Veneto da donare per l'utilizzo dei giovani pazienti oncologici durante le terapie, durante le chemioterapie. Abbiamo acquistato un concentratore di ossigeno per l'Avapo, anche questo è uno strumento che serviva loro, e siamo riusciti a donare 2 assegni di 15.000 euro cada uno ad Avapo e a IOV, uno per l'acquisto di uno strumento particolare allo IOV e per Avapo invece per l'acquisto di un automezzo che serve per portare, trasportare o accompagnare, come ha giustamente detto la Presidente di Avapo, i pazienti a fare le terapie dalla propria residenza fino alle strutture ospedaliere. Solidarietà, ma anche passione, a 360 gradi, anche in nome della prevenzione, con le passeggiate notturne nell'ambito dell'Ottobre Rosa e non solo. Una festa che si è rivelata partecipata e sentita da tutta la comunità. Abbiamo fatto comunità, ma non ci si ferma qui. Provanello, Ottobre Rosa che sta andando benissimo con le camminate a Zelarino. Siamo più che soddisfatti perché sai, magari buona la prima e invece dopo va a decadere, invece stiamo aumentando le presenze. Ieri sera quasi 200 persone hanno percorso Zelarino.